Si chiude il ponte del 2 giugno segnato dai maxi ingorghi verso il litorale, dalle polemiche. L'assessore regionale De Berti, via del mare completata in 3 anni, allo studio una bretella per dividere i flussi alla rotonda Frova. 91enne esce di casa mentre la badante fa la doccia, trovata morta in una chiusa nel Brentella Volpago. Non ci sarebbero tracce di violenza, probabilmente l'anziana è scivolata. È ancora grave il 17enne di Castelfranco che rischia di restare paralizzato dopo un tuffo dal pontile a Jesolo. ULSS e Comune rilanciano lo spot per sensibilizzare i giovani: non rovinatevi così la vita. Nuovo confronto politico tra Lega e Forza Italia dopo le elezioni faccia a faccia con Chies. Gli azzurri chiedono più spazio nell'amministrazione cittadina. Cerimonia questa mattina a Palazzo dei 300 per la nomina di 15 nuovi cavalieri, 4 ufficiali e 2 commendatori della Repubblica, tra loro volti noti dell'imprenditoria, del volontariato e dello spettacolo. Aeroporto di Sant'Angelo, oltre 10.000 persone hanno voluto visitare gli hangar aperti al pubblico per i 100 anni della Fondazione dell'Aeronautica Militare. Giornata nazionale dello sport, tornei, esibizioni e dimostrazioni di oltre 30 discipline nella festa organizzata dal CONI provinciale a Villa Guidini a Zero Branco. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Si chiude dunque questa sera il lungo ponte del 2 giugno che è stato contrassegnato dal maxi ingorgo in Treviso Mare, così come dalle polemiche che ne sono seguite. Per vedere quindi com'è la situazione del controesodo del rientro ci colleghiamo subito con Lucio Zanato. A te Lucio, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Questo è il traffico di rientro sulla Treviso Mare alle 19:33 minuti primi. Traffico a tratti intenso, a tratti molto intenso, ma comunque sempre scorrevole. Va detto invece che sono segnalate code all'uscita della rotatoria Frova, insomma all'uscita della rotatoria all'altezza di Jesolo Paese, veramente il punto nero della viabilità verso il litorale, verso Jesolo e non solo, e proprio per questo lì sicuramente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane bisognerà fare un ragionamento che ci ha anticipato l'assessore De Berti, legato proprio alla gestione degli arrivi e delle partenze lungo il litorale, magari scaglionate in più entrate, cercando di creare una sorta di put attorno a Jesolo. Ma sentiamo il servizio e poi linea allo studio. 5 ore di coda per arrivare dalla Marca a Jesolo, Treviso Mare intasata fin dal mattino e poi la sera per i rientri. Il ponte del 2 giugno ha messo in evidenza ancora una volta l'enorme criticità della viabilità verso il litorale, con i sindaci dei comuni lungo la regionale 89 sul piede di guerra per una situazione della quale si parla da decenni e che rischia di peggiorare ulteriormente con l'apertura dei 2 grandi poli logistici di Marchiol e Amazon. Chiamata direttamente in causa l'assessore regionale ai lavori pubblici De Berti, ripercorre il travagliato iter della Via del Mare, la superstrada a pagamento che dopo annose vicissitudini dovrebbe a settimane vedere l'aggiudicazione definitiva al concessionario. Il concessionario nell'offerta che ha fatto ha garantito che dalla sottoscrizione della convenzione che avverrà nell'arco di quest'anno, entro 3 anni si è impegnato a realizzare l'opera. Rimane comunque il nodo del collo di bottiglia che blocca e bloccherà anche a Via del Mare completata il traffico all'altezza della rotonda Frova, più nota come Ipertosano. Con Veneto Strade ed i comuni la regione sta valutando la realizzazione di una bretella per dividere i flussi dei veicoli diretti a Cortellazzo, Jesolo e Cavallino e che sgraverebbe di circa il 25% il traffico. Dobbiamo capire se questa è l'unica soluzione da poter attuare o ci possono essere anche altre soluzioni, però ci siamo posti un obiettivo che nel momento in cui la Via del Mare sarà realizzata, contemporaneamente deve essere risolto anche il problema dell'accessibilità al litorale, diciamo se non proprio risolto, che arrivino contemporaneamente tutti gli interventi necessari, ma almeno che siano già in corso e che ci siano delle date certe di completamento.
È uscita di casa da sola mentre la badante che la accudiva stava facendo la doccia ed è scomparsa. Il corpo senza vita di Dirce Girardi, 91 anni, di Volpago del Montello, è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della locale stazione all'interno di una chiusa del canale Brentella. L'anziana talvolta usciva di casa da sola per andare a fare due chiacchiere con i vicini. Non vedendola rientrare, la badante si è allarmata, dando il via alle ricerche concluse qualche ora dopo con il tragico ritrovamento. I primi accertamenti sul corpo della signora sembrano escludere la morte violenta. Probabile che la 91enne sia accidentalmente scivolata nel canale. La salma è stata comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna. È a casa dalla sua compagna in attesa nelle prossime ore dei carabinieri che lo porteranno in carcere. Massimo Zen, 52 anni, di Cittadella, è la guardia giurata che nel 2017 a Barcon di Vedelago uccise un giostraio che con due complici stava fuggendo in auto, inseguito dai carabinieri dopo aver messo a segno una serie di colpi nei bancomat della zona. Nei giorni scorsi la Cassazione ha confermato la pena di 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario. Zen, intervistato dal Corriere del Veneto, si dice deluso della giustizia che non ha tenuto conto della situazione in cui si era trovato ad operare, deluso dall'azienda per la quale lavorava e deluso anche dalla politica. E a chi gli chiede se lo rifarebbe risponde senza esitare: no, considerando le leggi che ci sono in Italia, oggi mi girerei dall'altra parte. Resta ricoverato in gravi condizioni il 17enne di Castelfranco che rischia di rimanere paralizzato dopo essersi tuffato da un pontile a Jesolo. Intanto riparte la campagna di sensibilizzazione dell'ULSS rivolta ai giovani. Oltre che ad essere vietato, è pericolosissimo, l'acqua è bassa ed il rischio di lesioni permanenti è quasi certo. Lo spot realizzato dall'azienda sanitaria del Veneto Orientale è rivolto ai giovani e si propone di sensibilizzare i ragazzi sulla pericolosità dei tuffi dai pontili di Jesolo. Un messaggio che viene rinnovato all'indomani dell'incidente che vede un 17enne di Castelfranco ricoverato in gravi condizioni a Padova e rischiare la paralisi. Lo dice chiaramente il direttore dell'ULSS 4, da anni impegnata sul fronte della prevenzione. Il rischio di lesioni permanenti in seguito ai tuffi dai pontili è elevatissimo. Il tuffo dal pontile non è mai, diciamo, una situazione che può andare bene o può andare male, va sempre male, perché, come ho già detto, il livello dell'acqua è tale da rendere impossibile questo tipo di pratica. Il sistema dei soccorsi sulle spiagge del litorale veneziano è molto avanzato, ma la prevenzione è fondamentale. Siamo in grado di intervenire rapidissimamente, anche nel caso che si è verificato l'altro giorno, poi è intervenuto anche l'elisoccorso, però sono sempre interventi che giungono quando purtroppo gli episodi si sono già verificati. Quindi è chiaro che il tema della prevenzione e dell'educazione è quello che sta alla base di qualsiasi azione, diciamo, atta ad evitare che si verifichino situazioni di questo tipo. I pontili sono delle opere di difesa idraulica e da decenni vige il divieto di accedervi e ancor più di fare i tuffi. I pontili sono delle opere di difesa idraulica, quindi non possono essere tolti. Non possono essere fisicamente chiusi, è abbastanza improponibile. Il Comune pensa di intensificare la campagna informativa ai ragazzi e lancia un accorato appello. Io voglio dirlo in maniera chiara, lo dico agli adulti perché lo trasmettano ai giovani e ai giovani, se ce ne sono in ascolto, che veramente in pochi secondi per una cavolata, per una pazzia ci si può giocare il resto della vita. Ricordo che il rischio è quello di rimanere paralizzati, spesso le lesioni interessano diciamo la parte più alta della colonna vertebrale e quindi comportano veramente la perdita dell'uso di buona parte del corpo e quindi davvero giocarsi la propria vita, il proprio futuro, perché spesso sono giovanissimi che fanno queste cose, è davvero una sciocchezza.
CISL e CGIL si sono costituiti parte civile al processo per la morte di Mattia Battistetti, il giovane di 23 anni deceduto 2 anni fa dopo essere stato schiacciato da un carico sospeso che si è staccato da una gru nel cantiere dove lavorava a Montebelluna. In questi giorni, dopo le pressioni dei sindacati con la Regione, sono partiti gli incontri formativi nei settori più a rischio per inquadrare e formare i lavoratori sui pericoli che ci sono appunto nell'ambiente di lavoro. Come CGIL e CISL di Treviso abbiamo chiesto e ottenuto alla fine dell'anno scorso una declinazione del piano regionale di prevenzione per i settori più a rischio, edilizia, metalmeccanico e agricoltura, che diffonda la cultura del rischio degli strumenti e delle attrezzature. E infatti in questi giorni si sono fatte delle prime riunioni a livello provinciale. Difendere la cultura della prevenzione e della responsabilità. Sono iniziati gli incontri fortemente voluti per i settori più a rischio dai sindacati uniti dedicati proprio agli strumenti di lavoro. Dai cantieri alle fabbriche fino ai campi. I lavoratori vengono messi a conoscenza dei rischi in cui possono incappare. Coinvolti in questo progetto i tecnici Spisal, l'ULS, Confindustria e Confartigianato. L'utilizzo di determinati macchinari in determinati contesti, con determinate modalità, fa sì che cambi il rischio, la percezione del rischio e anche il rischio reale. Dopodiché c'è una grande questione ancora che è da affrontare, che è quella dell'applicazione corretta dei contratti collettivi di riferimento. Il pensiero va a Mattia Battistetti. Il processo per la tragedia sul lavoro del 29 aprile del 2021, che inizierà il 3 luglio prossimo, vede costituirsi CISL e CGIL parte civile. La CISL sarà assistita dall'avvocato Maurizio Sbaez dello studio legale associato Melchiori Sbaez e chiederà un risarcimento di 20.000 euro. Quello è un caso emblematico sì. Perché lì non veniva applicato il contratto corretto del settore economico in cui lavorava il Mattia e non gli è stata fatta la formazione adeguata, che è la formazione d'entrata nel settore edile, dove la prima cosa che insegnano è a non stare sotto i carichi sospesi, e lui è morto perché è caduto il carico sospeso. Quindi credo che ci sia bisogno di questa diffusione forte della responsabilità, prima di tutto dei datori di lavoro, che devono smetterla di fare formazione sulla carta. Cerimonia questa mattina a Palazzo dei 300 a Treviso per la nomina di 15 nuovi cavalieri, 4 ufficiali e 2 commendatori della Repubblica. Tra di loro volti noti dell'imprenditoria, del volontariato ma anche dello spettacolo. Vediamo. Il Presidente della Repubblica ha conferito queste onorificenze a 21 persone di questa provincia che hanno ben meritato, con le loro attività di aiuto al prossimo, di aiuto alla comunità e per la sostenibilità sociale in un periodo in cui le difficoltà non mancano. Si è aperta con l'inno nazionale cantato dal tenore Alberto Grollo, la cerimonia per la consegna degli attestati a 15 nuovi cavalieri, 4 ufficiali e 2 commendatori della Repubblica. Nomine che, ha sottolineato il sindaco di Treviso Mario Conte, non devono essere solo la conferma di un servizio dato alla comunità. Da oggi assumono un ruolo in più, che è di essere, per parlare con gergo giovanile, gli influencer delle future generazioni, cioè coloro che ispirano e influenzano in chiave positiva tutto il resto della comunità. 21 storie diverse insignite dal Capo dello Stato, si va dalla dipendente del comune di Meduna, attiva nel volontariato, al direttore di cardiochirurgia dell'ospedale di Mestre. Onorificenza al capo addestramento della Guardia di Finanza, all'amministratore delegato della casa di cura di Monastier, all'insegnante che ha fatto rivivere i fasti dell'Oderso Romana, ai volontari da paese impegnati nella protezione civile. E ancora l'impiegata di Ponte di Piave, che nonostante la pensione continua il suo servizio in comune, all'infermiere che dà il suo tempo ai disabili, fino ad arrivare al comandante della polizia locale di Conegliano. Tra i cavalieri un volto conosciutissimo del caffè e di un'industria, il chirurgo che opera il cervello senza incisioni, l'emblema del volontariato sociale di Monigo, fino ad arrivare al tenore trevigiano di fama mondiale. Tra i commendatori il figlio d'arte del vetro Marco Varisco, mentre tra gli ufficiali della Repubblica l'anima dell'asparago di Cimadolmo Graziano Dall'Acqua. Infine 4 premi dell'UNUCI alla polizia, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco di Treviso per il costante servizio alle nostre comunità.
In una giornata in cui vedono anche insigniti contemporaneamente la Questura, la Guardia di Finanza e i Carabinieri, per noi è un orgoglio doppio, in quanto significa che sappiamo fare squadra. Quello quindi che ci insegnano è quello di far rete, far comunione, aiutarsi l'un con l'altro e per superare qualsiasi criticità. Come la possiamo intonare questo premio, questo cavalierato? All'alba vincerò, mettiamo così. Ah, ma posso farlo? Non so. All'alba vincerò. E la cerimonia di oggi a Palazzo dei 300 è stata anche l'occasione per un confronto politico tra Lega e Forza Italia, con un mini vertice improvvisato tra le sedie del salone. Vediamo. Hanno aspettato la fine della cerimonia dei cavalierati per dare il via ad un mini vertice tra Lega e Forza Italia tra le sedie del Palazzo dei 300. Faccia a faccia sereno ma concreto tra Dmitry Coin e Fabio Chiesa, a riparo da occhi indiscreti, a parte quello della nostra telecamera. Inevitabile che tra i tanti argomenti a dimensione provinciale uno fosse legato a Treviso e al suo nuovo governo comunale. Infatti, se da una parte il sindaco Conte pare abbia in gran parte accontentato l'alleato Fratelli d'Italia, dall'altro qualche perplessità sarebbe già arrivata dagli azzurri, che oggi l'avrebbero confermata al segretario Coin. Non siete molto contenti di come è andata a finire a Treviso? Ma siamo contenti per Andrea De Checchi, perché riteniamo abbia fatto una grandissima esperienza da vice sindaco e oggi meriti di stare in giunta. Abbiamo qualche perplessità su Davide Acapro, il secondo più votato a Treviso, che rischia di rimanere senza nulla. Questo non pensiamo sia corretto, per cui spingeremo per avere una presidenza di commissione che penso gli spetti. Nota dolente che il segretario del Carroccio ha raccolto per inserirla nel mosaico politico sia dei territori che dei prossimi impegni elettorali. Noi stavamo chiacchierando così genericamente della situazione politica locale nostra, anche in previsione delle prossime amministrative del prossimo anno, dove abbiamo comunque tanti comuni che vanno al voto, ne abbiamo 4 sopra i 15.000 abitanti. Perché l'obiettivo è tenere gli equilibri nel centrodestra, evitando personalismi, steccati e fughe in avanti, sfruttabili dal centro-sinistra, come successe nel 2013 con la sconfitta di Gentilini e l'elezione di Giovanni Manildo. Noi possiamo incidere a livello amministrativo, perché i segretari provinciali di fatto ragionano su queste tematiche, ma lo abbiamo sempre fatto e quindi è un format che dà dei buoni risultati, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione locale, a favore dei cittadini. Sul piatto trevigiano rimane però quell'ottavo assessorato a Casugana che pare dia qualche attrito tra Lega e Fratelli d'Italia, con il segretario Coin a confermare agli alleati la linea Conte. L'ottavo assessorato lo possa tenere per poi aggiustare eventualmente la squadra su qualche competenza specifica che magari necessita di maggiore attenzione, di maggior lavoro e quindi necessita di una persona specifica e quindi ecco lo spazio libero. Si riaccendono i riflettori sull'emergenza abitativa, restiamo in città. Coalizione Civica accusa l'amministrazione comunale di avere progressivamente diminuito la spesa destinata agli alloggi. Emergenza casa a Treviso, crescono le richieste di alloggi popolari, lo testimoniano le tante richieste giunte per l'ultimo bando comunale. Coalizione Civica punta il dito contro l'amministrazione Conte, uscita vincitrice dalle urne, per come è stata affrontata la questione in termini di stanziamento di risorse destinate a questo settore, che è scesa ormai dai 4 milioni del 2018, quando c'era la giunta di centrosinistra, a meno di 2 milioni nel bilancio 2022 dell'amministrazione Conte. A fronte di questa diminuzione, invece, altri capitoli di spesa, come ad esempio quello relativo alle strade, sono aumentati o si sono stabilizzati. Nell'ultimo bilancio del Comune di Treviso si sono spesi meno di 2 milioni di euro per l'edilizia pubblica e più di 10 milioni di euro per la sistemazione delle strade o la realizzazione di nuovi tratti stradali. Anche questa è un'esigenza, ma noi crediamo che di fronte all'emergenza casa si poteva e si deve fare di più. Avere una casa dove poter vivere è un diritto umano, sottolineano gli esponenti di Coalizione Civica. Spendere dei soldi in altri settori come possono essere la viabilità, le piste ciclabili, tutte cose che io sostengo e che sono importantissime, va bene, ma non a scapito di dare la casa a tutti quanti. Giornata particolare quella di oggi per l'aeroporto militare di Treviso, che ha aperto le porte per l'Open Day. Lo vediamo tra poco, però prima qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta, TG di Treviso. Oltre 10.000 persone oggi hanno potuto visitare gli hangar dell'aeroporto militare di Treviso aperti al pubblico in occasione del centenario dalla fondazione dell'aeronautica militare. È stata una vera e propria pacifica invasione di cittadini appassionati, quella di oggi all'aeroporto militare di Sant'Angelo a Treviso. L'occasione si è inserita nei festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione dell'Arma Aeronautica, che ha permesso di aprire al pubblico una delle storiche aviosuperfici italiane. È datata infatti 1935, l'inaugurazione della base aerea Giannino Ancillotto, dove trovò casa per molti anni il secondo stormo. Secondo stormo che nelle sue squadriglie, nei suoi reparti, ha ospitato Francesco Baracca, ha ospitato Ferruccio Ranza, ha ospitato Ruffo di Calabria, tutti assi dell'aviazione della prima guerra mondiale. Oggi è sede del terzo reparto di manutenzione di aeromobili e armamento diretto dal colonnello Pilone, entusiasta dell'abbraccio ricevuto con così tante presenze dalla città e non solo. Questo è un evento che è stato pensato e realizzato proprio per offrire ai concittadini di Treviso una domenica all'insegna dello svago, ma uno svago diverso. Tecnologia sulle macchine volanti che hanno affascinato grandi e piccini, tutti in fila per salire sul grande HH101 Sesa. Da grande vuoi guidarlo? Sì. Cos'è che ti piace di più? Gli elicotteri o gli aerei? Ecco dunque la fila per sentirsi per un attimo al settimo cielo. Questa è la cloche, questa serve per manovrare il velivolo. Qua abbiamo la manetta motore. Non è mica un videogame questo, eh? Sì, bisogna studiare, bisogna sapere fare tante cose, cioè bello, difficile. A guardarli da vicino si capisce quanta esperienza serva anche nelle manutenzioni. Senta, ma quando li smontate tutti, come fate a rimontarli giusti? Con molta pazienza, molta attenzione, perché altrimenti facciamo danni. Va ricordato che qui si fanno manutenzioni anche per gli altri corpi dello Stato. Noi controlliamo gli strumenti di un bel po' di reparti di volo, come la polizia, i carabinieri, l'esercito. Immancabile anche un passaggio tra i variopinti caschi dei nostri Top Gun, per poi vedere la tecnologia del sedile eiettabile. Infine il museo dell'aeroporto, per capire perché è stato intitolato Giannino Ancillotto e per conoscere gli albori e le glorie dell'aeronautica trevigiana con una promessa del comandante. Le porte del terzo reparto manutenzione aeromobili d'armamento sono sempre aperte per i trevigiani, veramente vi accogliamo con grande piacere. Si fa sempre più accesa la discussione sulla gestione delle acque nelle nostre zone, in particolare sul Piave. A prendere posizione è l'associazione Imprenditori Piave 2000. Che non siano razzisti, perché quando succede che arriva 5.000 metri cubi al secondo, ragazzi miei, dobbiamo essere solidari con tutta la comunità del Piave. Parole come pietre, quelle di Diotti Salvi Perin a nome dell'Associazione Imprenditori Piave 2000, perché lui non ci sta ad aspettare più le opere che reputa essenziali per la sicurezza non solo delle popolazioni rivierasche, ma per gran parte della Marca e dell'intero San Donatese. Secondo lei c'è troppo ambientalismo su questo Piave? Beh, sicuramente sì, perché per esempio a Crocetta cosa c'è? Non c'è niente, perché c'è la Rosalina del Piave, questi ambientalisti fanno ridere. E ricarra la dose, mostrando al sindaco Marianella Tormena i muri costruiti a Nervesa dalla Serenissima, ben prima di quelli progettati dalla Regione per l'invaso di Ciano. Giudizi sferzanti da chi sin dagli anni '80 si batte perché l'intero alveo del fiume sia libero dalle alberature, al punto, verso la metà degli anni '90, da rischiare la denuncia per aver iniziato a tagliare gli alberi appena sopra la centrale di Nervesa. La forestale è arrivata qui mitra e i cani quella volta qui, era un giorno di festa per tirare via delle piante secche. Il punto fisso rimane l'alluvione del 66, con le immagini della devastazione nei nostri territori. È solo il bianco e nero a fare la differenza rispetto alle immagini di questi giorni dalla Romagna, segno che, sottolinea Perin, con i cambiamenti climatici quello che è passato potrebbe tornare. 40 anni sono passati, ma la convinzione soprattutto di chi ha l'attività vicino al Piave rimane. Oltre alla pulizia del fiume, per gestire le piene vanno fatti i bacini di laminazione e i collegamenti con le cave vicine, come ad esempio Bidasio. Dobbiamo pensare che l'acqua, quando viene giù, basta contenere l'acqua per alcuni giorni, dopodiché il serbatoio di eliminazione si apre e ritorna tutto come prima.
E a proposito di Piave, è partito un progetto per far conoscere a bambini e ragazzi il grande fiume, ma anche quelli che sono i suoi rischi, ed incentivarne anche la cura. Vediamo. Io tu noi, il Piave, è il progetto promosso dalla Regione Veneto e l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nelle scuole primarie e secondarie per far conoscere, attraverso incontri e uscite sul campo, il fiume Piave. Coinvolti un centinaio di istituti scolastici del Trevigiano e del Veneziano bagnati dal fiume. Vedi i ragazzi non solo conoscere il loro ambiente, ma soprattutto conoscere anche le insidie del fiume Piave, perché come insomma, è stato noto alla cronaca, abbiamo avuto degli episodi in cui dei ragazzi, gettandosi proprio all'interno proprio per fare il bagno, non hanno saputo riconoscere poi le insidie che si sono situate all'interno del fiume. Non solo prevenzione ma anche azione attraverso l'educazione al rispetto dell'ambiente. L'iniziativa di Savno che va proprio nella situazione di togliere anche tutti quei rifiuti di persone che naturalmente, perché si parla di ambiente naturale, appunto ambiente che lasciamo anche alle future generazioni, ma con un rispetto di chi viene nel portare via i rifiuti e naturalmente non lasciare poi ai comuni in cui rimangono ovviamente tutta questa situazione da dover anche intervenire sotto un profilo ambientale. L'obiettivo del progetto è diffondere consapevolezza tra i giovani attraverso una conoscenza scientifico-ambientale del fiume, incentivando così una maggiore coscienza dei benefici derivanti dalla partecipazione delle comunità locali nel monitoraggio ambientale, in un'ottica di collaborazione di tutti per il bene della collettività. Torna a far discutere il progetto di fusione tra i comuni della Val Cavasia, perché dopo anni di segnali in tal senso la chiusura delle collaborazioni tra i comuni di Cavasio e Possagno viene interpretata come il tramonto della possibilità di annessione a Pieve del Grappa. Dalla terza comunità coinvolta, quella di Castelcucco, arriva l'appello a non desistere. Una deriva obbligatoria per i comuni piccoli come i miei, per cui sicuramente è soltanto un procrastinare quello che è un progetto che assolutamente deve trovare il consenso non solo della parte politica ma anche effettivamente di tutta la cittadinanza. Fa appello al buonsenso delle comunità il sindaco di Castelcucco, perché non si buttino alle ortiche anni di impegno per la fusione con Cavasio e Possagno. Un appello che arriva dopo la notizia di chiusura delle collaborazioni amministrative tra il paese del Canova e quello che dà il nome alla vallata verso il Piave. A farlo notare le rispettive minoranze, con i sindaci impegnati invece a far capire che non cambierà nulla sia per i cittadini che per il futuro comune unico tra Grappa e Piave. Di fatto però sembra un po' tutto arenato, forse perché l'attrazione di Pieve del Grappa porterebbe più ad una annessione che ad un'autonoma amministrazione. Io credo che allo stato attuale, per quello che è stato l'ultimo periodo della nostra storia, effettivamente credo che si debba pensare di ragionare verso la zona della pedemontana del Grappa. Con buona pace di chi invece spingerebbe per Pederobba, convinto che le resistenze di Onigo alla fine sarebbero piegate dalla convenienza a tutto campo di un comune unico tra Colli Asolani e Piave. L'importante per uno dei comuni più piccoli della Marca rimane comunque la sinergia. È una obbligatorietà, non può essere diversamente, al di là di come la si pensi. Poi effettivamente quello che si tocca con mano, chi vive la vita del palazzo tra virgolette, si rende conto che effettivamente non si può fare diversamente. Però sia a Castelcucco che a Possagno e Cavaso non sarebbero tutti su questa linea, con i ben informati convinti che il passo indietro arrivato in particolare da Cavaso non sia altro che un segnale tutto politico, visto che le urne sono alle porte. Come dire, pensare si fa sempre peccato, ma a volte ci si azzecca. Cantano l'inclusione, organizzano spettacoli ed il loro video diventa virale sui social. È il coro Anton, un coro speciale nato da un gruppo di persone che si sono raccolte attorno ad un papà e al suo bambino, ora un giovane adulto che convive con la distrofia muscolare di Duchenne. Accessibilità, cantata anche nel linguaggio dei segni, una canzone che celebra l'inclusione, ed il video del coro Anton di Treviso diventa virale sui social. Anton è un ragazzo di 20 anni affetto da distrofia muscolare di Duchenne, è in carrozzina da quando ne aveva 13. Il papà, Carlo Mussi, chitarrista autodidatta, ha deciso di fondare un coro e di organizzare degli spettacoli per raccogliere fondi per la ricerca. Io all'inizio appena ho sentito
che mio papà voleva fare un coro, ho detto sì, vabbè, poi se si mettono a fare anche queste cose non so quanto verrà bene la cosa. Poi ho visto che, poi pensavo dicendo chissà chi viene, magari non viene nessuno, però poi ho visto che c'era gente, è venuta gente a cantare, a provare, ho visto vabbè dai, è anche bello. Un'avventura nata così, con un primo spettacolo a Mogliano. Dicevo vabbè forse non verrà neanche nessuno a vederci, invece facevamo anche fatica a far entrare le persone, che era pieno, però alla fine è venuto tutto bene. Di qui l'appello di Papa Carlo a partecipare alla vita degli altri, avvicinandosi alle tante realtà che hanno bisogno di sostegno. È tutto molto importante tenersi per mano e viaggiare insieme in questo viaggio nella vita, questo è il nostro messaggio. E se è possibile cerchiamo di fare qualcosa principalmente per Antonio, per ragazzi come lui che ancora non hanno una cura nella loro malattia. Quasi 50 associazioni provenienti da tutta la provincia di Treviso, più di 30 sport rappresentati, 12 centri CONI e migliaia di persone. Sono i numeri della giornata nazionale dello sport, oggi a Zero Branco, organizzata dall'amministrazione comunale e dal CONI provinciale di Treviso. Allestiti campi da gioco di varie discipline che nel corso della giornata hanno ospitato tornei, dimostrazioni ed esibizioni di tutte le discipline rappresentate, comprese quelle promosse dal Comitato Italiano Paralimpico del Veneto. Grande la partecipazione per una manifestazione che ha messo al centro la persona, in primis bambini e ragazzi, per sottolineare quelli che sono i valori dello sport. L'educazione stradale insegnata ai più piccoli, evento conclusivo del progetto portato avanti dal gruppo ciclisti moglianesi. Bici, caschetto e via in sella a pedalare lungo il percorso attrezzato per imparare le regole della strada. Prosegue a Mogliano il progetto di educazione stradale rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole. Un progetto nato 18 anni fa dalla collaborazione tra la polizia locale ed il gruppo ciclistico mogliano, allo scopo di insegnare fin da piccoli un comportamento corretto e prudente sulla strada. Noi facciamo circa 1000 ragazzi all'anno, anche molti di più a volte, e abbiamo delle ottimi risultati. Lezioni teoriche in classe e poi quelle pratiche sulla pista realizzata nel campo scuola permanente di educazione stradale di via Torni all'interno della struttura dell'Istituto GRIS. Un'attività che quest'anno ha coinvolto 500 studenti di Mogliano ma anche dei vicini comuni di Preganziol e Casier. Mogliano festeggia una nuova centenaria, tanti auguri ad Antonia Checchin che ha festeggiato il traguardo dei 100 anni, a festeggiare nonna Antonia e figlia Anna Maria di Ignazio, nipoti e pronipoti. In famiglia la chiamano Lady per il suo essere signorile e riservata in ogni occasione. A portarle gli auguri, lo vedete nella foto anche il sindaco Davide Bortolato con l'assessore al sociale Francesca Caccini. E siamo ora allo spazio, come ogni domenica, dedicato ai servizi storici di Antenna 3. Giugno è il mese nel quale si conclude l'anno scolastico, quindi torniamo all'estate del 1987 con un singolare saggio di fine anno degli studenti dell'artistico di allora. Vediamo. Sono le ultime fasi della messa a punto del sistema di protezione ad una fermata di autobus ideato e realizzato dai ragazzi della quarta G del Liceo Artistico di Treviso. Sono, ed è più che mai giusto menzionarli, Gabriella Bedin, Liliana Conte, Francesco Fabris e Luigi Tonon, i quali, coadiuvati per la parte tecnica da Girolamo Tonet dell'ufficio tecnico del Consorzio Trasporti, hanno messo a frutto la loro capacità inventiva e la loro manualità per creare una struttura in cui la pubblica utilità ben si accoppia all'originalità. L'iniziativa non è peraltro riducibile ad una semplice curiosità. È invece uno dei risultati concreti ottenuti da questi allievi dell'artistico che nel corso di quest'anno scolastico, sotto la guida del professor Maurizio Baruffi, hanno seguito un programma alternativo ispirato allo studio dell'arredo urbano e alla progettazione di elementi che lo riguardano. Dalla fase dell'osservazione e dello sviluppo della città, i ragazzi sono passati al momento progettuale,
ossia al contatto diretto con il mondo urbano, cercando di dare risposte concrete che fungessero in qualche modo da sintesi delle ricerche avviate. Il sistema di protezione alla fermata autobus non è del resto che un esempio. Basti vedere questo portabiciclette a livello terra o questa cabina telefonica con incorporato portabiciclette, per non dire poi di una panchina minima. Un primo significativo segno di apprezzamento nei confronti di questi bravi studenti è arrivato frattanto proprio stamane con la lettera che il vice sindaco di Treviso, Tullio Guadagnin, ha inviato loro complimentandosi per un'impostazione dello studio dell'arredo urbano rivelatasi semplice e al tempo stesso funzionale. E siamo in chiusura di questa edizione, come sempre diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana sarà per una persistenza dell'instabilità. Il nostro territorio ancora ostaggio della pioggia. Il dettaglio di lunedì 5 giugno. Sul Veneto l'anticiclone non riesce a farsi spazio tra le perturbazioni in arrivo dall'Atlantico. Sarà dunque una giornata variabile con temporali sparsi che via via lasceranno spazio a delle schiarite. Temperature stazionarie, minime tra 12 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancheranno condizioni perturbate con precipitazioni diffuse a tratti intense. Migliorerà poi con il passare delle ore. Temperature minime sui 16 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. In cielo si alterneranno sole e nubi accompagnate da rovesci anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 22-23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.